L'edificio di Albuccio, inquadrabile come protonuraghe, si addossa ad un basamento granitico di forma rettangolare che ne condiziona la planimetria impostandola in direzione nord-sud. La struttura si compone di macigni in granito di taglio poligonale ben accostati in filari ordinati e rincalzati da numerose zeppe. Si accede all'impianto da un'apertura di luce rettangolare sormontata da un'architrave, sopraelevata di 2 gradini rispetto al piano di campagna e posta lungo la parete est dell'edificio. Nella parte superiore di questa facciata si possono ancora notare 8 mensoloni sporgenti dalla muratura, che in antico, insieme ad altri, coronavano la struttura. L'ingresso conduce in un andito coperto da pietabande di pianta trapezoidale, dove nella parte più profonda si aprono 2 vani contrapposti. Sulla destra la sala ellittica A e sulla sinistra il basso e lungo corridoio E, coperto da pietabande e alto al massimo 1,50 m. La camera A, di pianta fortemente ellittica, presenta dei corsi in alzato regolari, formati da macigni poligonali accostati ordinatamente e rincalzati da zeppe. La volta non è chiusa a tolos, ma è coperta da una grande lastra piatta e sulla parete di fondo, contrapposta all'ingresso, la camera mostra una nicchia B sormontata da un'architrave con ampia finestrella di scarico. Strutturalmente la nicchia B ricorda gli accessi ai pozzi sacri del sud-ovest della Sardegna, quali ad esempio Tatino di Nucis e Grutiacqua di Sant'Antioco, significando un'alta antichità costruttiva e i medesimi stili edilizi. A confermare questo accostamento, si nota che il pavimento della nicchia è più basso rispetto al piano di calpestio della cella. Le pareti poggiano direttamente sulla roccia e nella parte posteriore un bassissimo corridoio, in parte naturale e in parte artificiale, sbuca all'esterno. Nella parte più profonda del corridoio d'ingresso si apre il vanoscala curvilineo che sale al terrazzo. Il primo tratto risulta coperto da architravi sovrapposte a mo' di scala rovescia, mentre la seconda parte della scala è a cielo aperto. Alle spalle della scala si apre un cortiletto denominato M, che permette l'accesso all'ambiente N, la sala più ampia del complesso. Questa è formata da un muro a sacco circolare, in cui ad est si apre la nicchia N1 e a sud si presentano 2 aperture N2 e N3, con pareti aggettanti a mostrare che in origine la sala doveva essere chiusa a volta, insomma una vera e propria torre. Si presume che questa torre dovesse essere più alta del piano del terrazzo, tanto da essere costituita da 2 livelli con il secondo reso in legno. Il lato occidentale della struttura è costituito da roccia, tranne il vertice a nord-ovest, in cui compare una torre alta quanto la torre a sud-est e il cui livello superiore si apre nel terrazzo. La pavimentazione di questo terrazzo è formata da un ciottolato tranne nella parte centrale, che è delimitata da un filare di pietre.
La parte settentrionale del terrazzo mostra invece diversi ambienti, tra cui il vano Q di forma ellittica, che in origine doveva essere coperto da un tetto in pietra a cui si poteva accedere, dato che il suo lato orientale mostra ancora 3 gradini che salgono. Pur presentando una struttura anomala, il complesso di Albucciu, per chi lo ha scavato e studiato, risulta contemporaneo dei nuraghi classici e ha visto la vita dal XII secolo a.C. fino all'VIII secolo a.C., in virtù dei reperti ceramici e dei residui bronzei rinvenuti nei vari ambienti della struttura. Attorno al nuraghe era presente un villaggio ora scomparso per via degli intensi spietramenti.